C'è un altro gioco che gira, il gioco dell'impiccato. Come funziona? Che gioco è? Sinceramente io non so che gioco sia, so solo che è una sfida, ti chiedono di fare determinate cose, l'ultima sfida proprio è quello di impiccarsi. Se riesci a stare vivo, bene, altrimenti è la fine. Nella testimonianza diretta di una mamma del veneziano, l'ultimo terrificante gioco shock in voga tra gli adolescenti diffuso in rete, quello dell'impiccato. Nelle veneziane il drammatico bilancio di già 2 ragazzini morti di suicida appena 2 mesi fa. I 2 adolescenti si conoscevano, erano amici. Il giorno del funerale di uno, l'altro lo ha emulato seguendolo nella disgrazia. Il primo era figlio unico e l'altro uno dei 2 gemelli adottati da una famiglia della terraferma. Il giorno del funerale di questo ragazzino, un'altra mamma è andata a casa e ha trovato il figlio nel stesso modo, insomma, che ha fatto l'amico. Io non oso immaginare il dolore che hanno queste due mamme. Perché i 2 ragazzini erano amici. Erano amici, sì, erano amici. Dopo l'allarme del Blue Whale, la balena azzurra, che ha visto in tutto il mondo diversi ragazzini morire dopo essere finiti nelle trappole criminali dei social ad opera di delinquenti senza scrupoli, ora il pericolo sul web è il nuovo macabro gioco suicida dell'impiccato. Consiste nel superare diverse sfide di audacia, con l'ultima, la più terribile, vincere la paura della morte attentando a se stessi, impiccandosi, nella speranza di riprendersi dall'asfissia se si sopravvive all'arresto cardiaco. È un gioco stupido, infatti bisogna veramente stare attenti e controllare sempre i figli quando vanno in internet, che navigano in internet, perché internet è, sì, ormai è diventato indispensabile perché lo usiamo tutti, però può essere pericoloso.